Patto etico-sociale generazionale della Venezia Orientale è l'innovativo accordo sottoscritto dalla Confartigianato Mandamentale di San Donà di Piave e le principali banche del territorio per offrire dei finanziamenti a tasso agevolato ai clienti privati degli artigiani associati. Attraverso un piccolo tour il progetto è stato presentato nei comuni del territorio. Vediamo il servizio. Patto etico-sociale generazionale della Venezia Orientale è un accordo innovativo che mette insieme la Confartigianato Mandamentale di San Donà, Codacons, le imprese e le principali banche del territorio e rappresenta una grande opportunità sia per i cittadini che vogliono riqualificare energeticamente i loro edifici, sia per gli artigiani del territorio che effettueranno i lavori. Questa è un'opportunità non solo per le aziende ma e soprattutto per il cittadino stesso, perché o si riqualificano sotto il profilo energetico i propri edifici, quindi in questo momento abbiamo l'opportunità di farlo a costi sostanzialmente zero, quindi è un'opportunità da non perdere, se no nel giro di qualche tempo le proprie case non varranno più niente, perché nel momento in cui altri avranno riqualificato gli edifici significa non spendere più energia, non spendere più niente per riscaldare, raffrescare e quant'altro, chi non si adegua chiaramente avrà un edificio che non costerà più niente. Presentato in vari comuni del territorio, il progetto in sostanza offre l'accesso al credito a quei cittadini che vogliono riqualificare energeticamente i loro edifici. Le banche che hanno accettato l'accordo infatti metteranno a disposizione importanti plafond a tassi particolarmente agevolati. Il vantaggio fiscale che ne deriva è notevole, come ci ha spiegato la responsabile fiscale della Confartigianato, Luisella Surian. La detrazione fiscale a cui hanno diritto coloro che poi utilizzeranno questo tipo di spesa è importante, perché parliamo del 65% sulla spesa o del 50% se invece effettuano il recupero del patrimonio edilizio. Quindi per fare un esempio, su 10.000 euro che andiamo a spendere, 6.500 euro li portiamo a casa in 10 anni. Quindi diciamo riusciamo a riqualificare dal punto di vista energetico le nostre case. Dobbiamo sempre, prima di effettuare un qualsiasi intervento, passare dal proprio consulente o dall'associazione di categoria e avere la misura esatta di quella che è la spesa che noi possiamo affrontare. Patto etico-sociale generazionale della Venezia Orientale è un accordo innovativo che mette insieme la Confartigianato Mandamentale di San Donà, Codacons, le imprese e le principali banche del territorio e rappresenta una grande opportunità sia per i cittadini che vogliono riqualificare energeticamente i loro edifici, sia per gli artigiani del territorio che effettueranno i lavori. Positiva anche sui servizi sociali del territorio, nel quale i lavori vengono realizzati, poiché le aziende che partecipano al progetto, la cui preparazione ed eticità sarà garantita dalla Confartigianato di San Donà, si impegnano a devolvere l'1% dell'importo dei lavori che andranno a realizzare ai servizi sociali comunali, alla Caritas o alla San Vincenzo operanti nel territorio comunale in cui si svolge il lavoro. Io penso che una delle associazioni in questo momento che insieme ai servizi sociali dei comuni è in prima linea, in trincea nel affrontare il grave disagio sociale che c'è in questo momento è la Caritas. Noi con la Caritas stiamo facendo un lavoro straordinario, perché poi ci sono alcune famiglie che si rivolgono ai servizi sociali, ma molte altre si vergognano di rivolgersi ai servizi sociali e si rivolgono alla Caritas. Il patto etico-sociale generazionale della Venezia Orientale rappresenta quindi un'importante risposta sia alla richiesta di riqualificazione ambientale sia alla richiesta di lavoro delle aziende, oltre a essere un supporto alle impellenti necessità dei tanti cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.